Oggi è un grande giorno per ENAIP. Sono 65 anni da quando è stata posata la prima pietra di un centro di formazione professionale che ci appartiene ad ENAIP Veneto, appartiene a tutto il Veneto. Noi ce l'abbiamo anche nel nome. È importante per noi ripartire dalla storia insieme a tutti i nostri invitati per ricordare quello che siamo e quello che vorremmo essere un domani nel futuro. Spesso, sovente, dimentichiamo il ruolo del lavoro e parliamo di formazione quando avvengono alcuni scandali. Credo che la cosa più bella è quella di raccontare quanti ragazzi, quanti adulti hanno frequentato i nostri centri, quanti hanno trovato un senso nella vita, quanti sono diventati lavoratori di successo, quanti sono diventati imprenditori di successo. Siamo in un momento di grande cambiamento storico e ha un grande rilievo per noi, una grande importanza anche fermarci su un altro aspetto. Cosa vorremmo un domani e soprattutto con chi lo vogliamo? In questa società, noi la chiamiamo spesso anche digitale, ci dimentichiamo alcuni aspetti fondamentali. I lavoratori, le imprese sono fatti di uomini, ma se questi uomini non sono in grado di affrontare le sfide future, che sono date anche dall'obsolescenza velocissima che stiamo affrontando nei cambiamenti tecnologici, non avremo un futuro tanto bello. Fermiamoci e facciamo un percorso insieme. Questo è il senso della festa, un manifesto per la formazione professionale del futuro, insieme, e l'abbiamo chiamata coesione, insieme anche con soggetti che hanno valori diversi, ma che insieme dovranno lavorare per costruire un futuro più bello per il nostro Veneto. Io bevo e va bene, grazie. Beh, siamo cambiati, però godevo che oggi anche ENAIP si è adeguato, perché noi parliamo di formazione qua, la meccatronica la troviamo all'interno dell'ENAIP. Benvenuti in questo luogo magico per quella che gli organizzatori hanno voluto forse una festa. Una bellissima festa ci auguriamo. Una festa tra amici chiamati a ricordare ognuno con la propria esperienza, la propria memoria, la propria sensibilità, la lunga storia di ENAIP Veneto. Il festeggiato di questa sera, che ha avuto oggi in regalo anche l'onore delle cronache nazionali. Un festeggiato che tutti voi, sono sicuro, conoscete benissimo, avendone a vario titolo frequentato in questi anni. Non è quindi quella di questa sera un'operazione di pura nostalgia. Il 22 giugno, sui terreni donati della diocesi, stata fondata un anno prima, nel 1951, per iniziativa delle ACLI, l'associazione cristiana per il sabato, voluto, organizzato con i suoi collaboratori. L'amministratore delegato di ENAIP Veneto, Giorgio Sbrizza. A Giorgio chiederemo il perché di questa iniziativa e i suoi obiettivi. Prima però un po' di musica. Se avesse fatto nata chi lo che fatta a me, stomo t'avesse uccisa, tu vuoi sapere perché?
vento che compasta terra, femmina come te, non c'è una sta per nome, onesta come me. Femmina, tu sei una mala femmina, chi sto che ha fatto chiagnere, lacrime fa metà. Perché abbiamo una piccola presunzione che vogliamo condividere con tutti gli amici. Pensiamo che questo sogno hanno reso possibile molte delle imprese che noi conosciamo, hanno reso possibile quei manufatti che hanno fatto i nostri lavoratori, le nostre lavoratrici, di costruire anche un futuro diverso, perché ci viene imposto un futuro diverso in un momento in cui tutto sta cambiando. Cambia velocissimo, parliamo dell'era digitale, ma le donne e gli uomini restano nel lavoro. Nel preparare questo nostro breve racconto ci siamo avvalsi di un volume edito da ENAIP per l'occasione, scritto da Giuseppe Gottardo con la collaborazione del giornalista Roberto Brumat. Il libro, che vi sarà consegnato al termine della serata, percorre le tappe principali della vita di Enai, raccoglie le testimonianze dei protagonisti di questa esperienza, offre numeri e dati che ne evidenziano la crescita e il suo continuo aggiornamento, riporta molte bellissime immagini con cui viene dato risalto visivo al percorso di ENAIP nel susseguirsi degli anni. Abbiamo qui l'autore del libro, che invito a salire e ad ascoltare con noi ancora una canzone. A tutti buona continuità e pazienza. Grazie e arrivederci. Grazie Giuseppe di questi anni. Oggi ENAIP ha 21 centri distribuiti in tutte le province del Veneto. Dai pochi alunni del 52 si passa agli attuali 4.000. Sono quasi 7.000 le persone che ogni anno tornano nei 155 laboratori ENAIP per aggiornarsi. A prendersi cura dei giovani allievi sono oggi 850 tra formatori ed insegnanti. All'inizio si insegnava a diventare oltre 6.000 posti disponibili. In questi 65 anni, sono cifre impressionanti, sono passati dalle aule e dai laboratori di ENAIP 420.000 di 23-24 milioni. Questo tipo di esperienza. L'ultimo punto
il radicamento forte che ha l'ENAIP nel territorio, e credo con grande orgoglio che oggi possiamo assistere che ENAIP è una grande impresa di servizio che è riuscita a fare il ricambio generazionale e pensa alla formazione 4.0. In questo un grande augurio a Giorgio e a tutti i suoi collaboratori, penso da tutti gli amici di ENAIP. Grazie Tonino, è stato molto bravo. Le responsabilità istituzionali, in qualche maniera ho partecipato a questo tipo di promozione, perché è fondamentale la formazione. L'ENAIP ha avuto un grande ruolo nella formazione in Veneto. Le province allora nell'85 non sapevano da che parte andare, nel senso che venivano da un forte ridimensionamento, e mi pareva che l'esperienza di Treviso sulla formazione professionale e di altre province in giro per l'Italia potesse essere la dimensione giusta di un ambito di interesse istituzionale in quel momento. Io credo che questo sia il tema del successo, cioè la saldatura tra istituzioni e formazione. Quindi mi auguro che questo possa ritornare, altrimenti anche il sistema manifatturiero veneto andrà incontro a brutte sorprese. In coincidenza con il varo e i primi passi della legge quadro regionale, la numero 10 del 1990, una legge che all'epoca fu considerata d'avanguardia. Carlo Alberto, come ricordi quegli anni? Intanto devo dire grazie a ENAIP per questa voglia di metterci insieme e più ancora per aver fatto il libro. Per Lara, è una cosa interessantissima, ENAIP è di famiglia. Avendolo frequentato il nonno nel 53, il papà nell'81 e frequentandolo attualmente anche la sorella gemella Lisa. Domando a Lara, sei contenta? Cosa speri dalla formazione ENAIP? Io sono molto contenta della scelta che ho fatto e penso che quello che sto imparando mi servirà molto nel futuro. A Mario vorrei invece chiedere perché ha voluto continuare dopo il terzo anno. Perché non si è accontentato, perché non ti sei accontentato della qualifica? Allora, io dopo il terzo anno avevo già in mente di fare il quarto e il quinto anno. Quando si è presentata l'occasione di farlo all'ENAIP l'ho colta immediatamente, perché i professori io mi trovo davvero benissimo con i professori. E rappresentano per noi le prossime sfide. Di fronte ad esse immaginiamo una formazione professionale che in Veneto, e non solo, come un organismo vivente nell'ecosistema più ampio e complesso del lavoro digitale, impara facendo ed evolve grazie all'azione, sperimentando e innovandosi. Vogliamo affrontare queste sfide con voi per raggiungere insieme uno stadio evolutivo del sistema. Vogliamo, insieme a voi, ridare valore a percorsi formativi flessibili, cioè capaci di adattarsi ai frequenti cambiamenti tecnologici e di vincere la rapida obsolescenza delle competenze. Vogliamo favorire lo sviluppo di una didattica persistente che vada oltre il vincolo nell'adattarsi ai diversi contesti di apprendimento, sia all'interno della scuola, strumento di vogliamo sviluppare l'impresa formativa. Io penso che in questo scenario fatto di tempo dilatato e tempo compresso da un lato e dall'altro di varietà del portafoglio di competenze, tante volte, non più volte, tante volte, per brevi periodi, per apprendere porzioni limitate di competenze,
per essere occupati. E allora la sfida anche per la formazione professionale. Grazie, ma penso che questo messaggio sia facilmente condivisibile da tutti voi. Allora, guardate, parlare qui da questo palco con le luci mi permette di liberamente pensare e di riconoscere ciascuno di voi, perché tutti noi ci riconosciamo in vorrei dire una ulteriore caratteristica che ha ENAIP per la formazione professionale. Abbiamo parlato di connessione, io sottoscriverò quel manifesto certamente, lo faremo insieme sicuramente io e il collega Pam, ma tutta la giunta, ma i tanti anche colleghi che sono qui questa sera, perché ENAIP e la formazione professionale hanno avuto un'altra caratteristica fondamentale, oltre alla coesione negli anni, nella storia, alla connessione, sono stati di collegamento tra persone le più diverse. Entrando e quindi riconoscendo molti di voi, ho riconosciuto parte del sindacato, ho riconosciuto le associazioni di categoria, una certa rappresentanza, imprenditori singoli, ho visto la stampa attenta, ho riconosciuto entrando, senza vederlo in volto, una voce familiare, Carlo Alberto Tesserin, con cui abbiamo condiviso negli anni, in questi tanti anni in cui insieme abbiamo parlato di formazione professionale. Oggi lo facciamo con il collega Jacopo Berti, che è qui, oltre che in giunta con Giuseppe e con i colleghi della giunta, ritenendo la formazione professionale un imprescindibile collegamento nella costruzione della comunità del Veneto. Vedete, occupandomi tanto di lavoro e soprattutto dalla crisi ad oggi, in una trasformazione che ha messo in discussione alcuni paradigmi che, guardando quelle foto, penso possano essere condivisi da voi. Le foto di quella storia sono foto ricche di ottimismo e di tante aspettative di vita. Si era proiettati ad un futuro che era sempre necessariamente migliore. I padri sapevano che avrebbero lasciato ai figli alcune opportunità, i figli sapevano che la loro condizione di vita sarebbe stata sempre migliore rispetto a quello che avevano avuto prima. E invece nel 2009 tutto questo si è rotto, è stato uno shock, il Veneto è rimasto scioccato. Allora c'era da ricostruire dalla base. Mi piace la formazione ricorrente, sappiate che la stiamo già facendo. Peraltro Giorgio, a cui va il merito di essere sempre estremamente attento, intelligente e capace di cogliere gli spunti, già noi stiamo pensando che la formazione professionale, che un tempo guardavamo alla mattina per i ragazzi, oggi diventa il pomeriggio per i disoccupati e alla sera per gli occupati, diventa il luogo, le nostre scuole della formazione, che sono un laboratorio perenne e permanente che parla con l'azienda. Ecco, questa è la formazione professionale di oggi, che deve diventare l'economia di domani. E viva l'ENAIP per i suoi 50 anni!